Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. E ben ritrovati, veniamo all'aggiornamento sulle borse in questo martedì 9 giugno. Partiamo da Wall Street, Standard & Poor's l'andamento è negativo, meno 1,06%, una quota punti di 7.327, 50.484 la quota punti per Dow Jones, anche in questo caso percentuali in rosso, meno 0,59%. Meno 0,80% per Nasdaq, 29.178 la quota punti, Russell 2836 la quota, meno 0,67 la percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità, altresì detto indice della paura, 20,5, 8,72 la percentuale, nettamente in verde. Vediamo il valutario dollaro, 99,8, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Proseguo con le materie prime, l'oro, terreno negativo, non cresce, meno 1,29%, 4.270 circa i dollari al lancio, 87 dollari al barile per il petrolio, percentuale in rosso, meno 3,91%. Vediamo per i titoli di Stato, BTP Bund 76,700. Parentesi come di consueto per le criptovalute, Bitcoin 61.249 dollari, 1.638 i dollari per Ethereum. Sono le 17.32, si sono quindi concluse le contrattazioni da 2 minuti esatti in Piazza Affari e peraltro Piazza Affari è l'unico indice dell'Eurozona, quello di casa nostra, che chiude in terreno positivo e chiude così con una percentuale dello 0,13%, una quota punti di 50.274. Mercato francese chiude con 8.194 la quota punti, meno 0,05 la percentuale, meno 0,20% per il mercato spagnolo, 18.190 circa è la quota punti per Ibex 35. DAX 24.418 la quota, meno 0,80 la percentuale, UK 100 10.241 meno 1,27. Infine lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei e ci dà quindi una percezione rispetto all'andamento di giornata e ci dice questo, che chiude con una percentuale in rosso, meno 0,20%, una quota punti di 6.049. E questi gli aggiornamenti, gli ultimi per la giornata di oggi, in questo martedì 9 giugno. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.